Incontro istituzionale al comune di Sora tra il sindaco Roberto De Donatis ed il ministro della cultura del Kosovo, l'onorevole Agim Krasniqi, il segretario Ekrem Kastrati ed alcuni rappresentanti dell'associazione culturale Volsci Eventi. L'incontro è stato organizzato dalla vicepresidente della Commissione Nazionale ANCI e consigliera comunale sorana Maria Paola Dorazio. Sì, mi sono occupata di questa visita grazie anche alla collaborazione dell'associazione Volsci Eventi, che hanno già rapporti con il Kosovo e con i quali abbiamo pensato di poter dare un'altra opportunità al nostro territorio, cercando in qualche modo di avere un know-how del nostro territorio in Kosovo e in Albania, autorizzati dall'ambasciata italiana appunto a Tirana, e per far vedere e rendere partecipi i nostri amici di quello che noi, il know-how del nostro territorio. Il ministro del Kosovo, prima della visita istituzionale in comune, è stato al liceo Gioberti, dove ha incontrato gli alunni e la dirigente scolastica Clelia Giona nell'ambito dell'iniziativa A Scuola col Kosovo. Il primo cittadino De Donatis ha accolto il ministro della cultura del Kosovo in forma privata per confrontarsi sul tema della cooperazione internazionale, non solo riferita all'ambito culturale, ma anche e soprattutto a quello economico. Loro sono stati qui per fare delle collaborazioni, sono stati felici anche di vedere la città di Sora ed inoltre anche molte altre cose che hanno potuto visitare, e inoltre saranno felici di fare delle collaborazioni con le scuole o con il comune stesso. Ringrazio molto il sindaco per questa opportunità ed è molto felice di aver visitato questo posto. Siccome loro sono uno nuovo Stato, saranno felici di fare come l'Italia e di prendere esempio anche dalla nostra politica per poter imparare a usare la democrazia proprio come la sfruttiamo noi. È un grande onore oggi avere qui a Sora il Ministro della Cultura e della Pubblica Istruzione della Repubblica del Kosovo, un paese giovane sotto l'aspetto istituzionale ma di grande storia e soprattutto di grandi possibilità e opportunità di crescita sia nel campo economico, sociale, in una possibilità di cooperazione con i paesi dell'Europa, in modo particolare con quelle realtà territoriali che sono aperte e hanno potenzialità per poter promuovere il proprio territorio in ambito di cooperativo con questi paesi. Quindi è un'opportunità che riteniamo di grande interesse, siamo molto onorati di averli avuti qui, c'è anche la possibilità, abbiamo parlato di scambi culturali fra i ragazzi delle nostre scuole e i ragazzi del Kosovo, sono, ripeto, quelle situazioni nelle quali è necessario cooperare. Mi fa piacere anche dell'attività che ha svolto con grande senso di professionalità e senso delle istituzioni la consigliere Maria Paola Dorazio, è un modo per dimostrare che all'interno del nostro Consiglio e della nostra attività di amministratori si lavora nell'interesse comune e si possono produrre cose positive per la città e per il territorio. Ad accompagnare la delegazione l'associazione Volsci Eventi, che ormai da diversi anni intrattiene rapporti commerciali con il Kosovo e l'Albania. In collaborazione con l'ambasciata italiana sono già presenti in questi paesi Albania e Kosovo da 4 anni e con loro sta nascendo un bel rapporto e un bel principio di innovazione noi da portare lì, da intraprendere soprattutto per i giovani kosovari italiani questa nuova esperienza. Al termine dell'incontro il sindaco ha omaggiato il ministro con alcuni volumi sulla città di Sora e con un aperitivo a base di prodotti tipici locali.